Amici, oggi sono stato a Punta Spin, un campeggio vicino Grado, in provincia di Gorizia. Non fate caso alle immagini un po' mosse, ho fatto questo giretto con una bici di fortuna. Più avanti si vedrà anche per un momento. E soprattutto avevo una delle prime Action Cam in commercio, la cui definizione massima era 640x4,80 e per di più l'avevo fissata al manubrio con lo scotch. Inoltre le strade non erano un granché, per cui neppure il migliore degli stabilizzatori avrebbe potuto fare miracoli. Eccoci, siamo entrati in campeggio dalla spiaggia e ci dirigiamo subito in centro. Conosco molto bene questi luoghi in quanto da piccolo venivo qui al mare. Questa via ci porterà dritti dritti al parco giochi. È in tutto e per tutto simile a com'era una volta. Scivoli, altalene. Beh, a dire il vero, per la verità, si è un po' ammodernato. E questa è la piscina. Ve ne sono 3 in campeggio. Questa è la più profonda. Mi faceva paura perché a quei tempi non sapevo nuotare e lì non toccavo. Il mitico banchetto dei gelati. Chissà quante palline ho mangiato al prezzo di 500 lire l'una. Questo viale è un luogo di culto per tutti i bambini che bazzicano nel campeggio. La cosa incredibile è che i giochi, al giorno d'oggi, sono praticamente gli stessi degli anni '80. Peccato che io sia un po' cresciuto fisicamente e non ci entri, altrimenti, se c'entravo, un giro me lo sarei fatto così per ridere nell'elicottero arancione. Un altro luogo mitico è la sala giochi, ma prima di visitarla facciamo un giro per la zona dei bungalow. Purtroppo noto che la gran parte degli alberi che c'era una volta sono spariti e a loro ricordo rimangono solo i loro tronchi. La stradina che stiamo percorrendo era composta da ghiaia e si sollevava un polverone ogni volta che qualcuno ci passava. Ricordo che regolarmente transitava per queste viottole un trattore con una cisterna dalla quale uscivano spruzzi d'acqua, in modo da inumidire polvere e sassi affinché non si alzassero ad ogni passaggio di bici e macchine. Ed ora corriamo in sala giochi. Quella volta le partite costavano 200 lire. Purtroppo i giochi ai quali ero fortissimo non ci sono più. Chi di voi ricorda Girus? Poi c'era Bubble Bubble, Arkanoid, Double Dragon, un gioco di moto di cui adesso non mi ricordo il nome, con la moto vera sulla quale si poteva salire. Poi c'era Operation Wolf, quello con le mitragliatrici da imbracciare, altro che i giochi di oggi. Vicino ci sono supermercato e discoteca. E questo è il ponte che porta al minigolf. Anche lì, quante partite!
Saliamoci. A tennis ci ho giocato poco, ma a ping pong ero bravino. Ed ecco il bel campo da minigolf. Amici, ora è arrivato il momento di dare un'occhiata alla spiaggia. Ecco la bici e l'action cam fermata con lo scotch. Non so se si può vedere, ma per fortuna ha retto per tutto il tempo. Ecco il pontile, il bar che negli anni si è ingrandito e la spiaggia. Una volta era libera e si poteva piazzare l'ombrellone dove si voleva. Bene amici, vi ringrazio per aver fatto questo giro assieme a me. Spero che vi sia piaciuto e se per caso siete stati anche voi a Punta Spin, fatemelo sapere nei commenti. Se vi fa piacere, seguitemi sui social ed iscrivetevi al mio canale. Faremo tanti nuovi viaggi e vivremo nuove avventure assieme. Punta Spin, Lucoral è stato qui. Un saluto con il frenire delle cicale da Lucoral.